A Trendaroio, capitone, a Trendaroio. Anna Piscelle Bong! E palline per l'albero, restine povere sepia. La carteggienza riesce a dire, cacciata vita, l'occhio si cari in da casa. Ciao, cicciuetta, ciao! Magari figlia mia, giuro sta finestra, che mi stanno luando a capo con queste voci. Stavo facendo cagnano poco l'aria, mamma. Ma tu stai ancora così e quando ti spicci? Mo' ve una famiglia non innamorata mi fa appunto matrimonio. E che vuoi? Io sto incazzicando i pastori un po' per esempio, mi metto a pensare al matrimonio. Io ci ho trovato pure un zammugnare con una coscia rotta. E facevo l'albero che stanno, non lo facevo per esempio. Non parla più, è l'albero che ti vengo a zammugnare in fronte. Io sono nata con la tradizione per esempio e con quella già morì. E io sono nata per mi sposare, non per rimanere zitella. C'è sta tempo, c'è sta tempo. È mai possibile che uno si metta appunto al matrimonio alla vigilia di Natale? E ci stanno i giorni più belli da nascere dei bambini per crearsi una famiglia con la benedizione del Signore. Io come è diventata arcivescova mia figlia? Mamma saranno l'ora. Arapa tu la porta, io me ne vado in da cucina perché mi mette scuorna. Vi recombina tutte cose. E va bene. Uè, vanno pure presto, sa? Chi è? Aprite, siamo amici! Accomodatevi, prego. E a donna Concetta Susamiello che ho il piacere di parlare? Precisamente, Susamiella a servirvi. Nicola Roccocò ai vostri comandi. Susamiella Roccocò, mi fate i dolci per Natale. Mia moglie. Assunta Cassatina, piacere. Il piacere è mio. A moglie, papà e mamma a me, e io sono figlia di Cocò e a Cassatina! E hanno fatto questo bello quaresimale. Dunque, come ben sapete, noi siamo venuti a chiedere la mano di vostra figlia per mio figlio. E siamo certi che non ce la negherete. Perciò voi ci arate. Noi la pigliamo, ce la portiamo. Aspettate, Roccocò, non chiate presto. Che fate una statuetta che va pigliate e va portata? E che 10 risi! A vita statuetta! Io già sapevo prima voi chi siete, che facete e quello che possedete. Ma voi parlate di renare, dici la verità. E si capisce. E che sono che renare di fronte a una disgrazia che può capitare che questi giorni hanno battuto come a me. E quale disgrazia? Per esempio, mentre sto facendo l'albero di Natale, si ponno fulmine la lampadinella che sta nella coppa. O pigliate per niente. Ma perché voi facete l'albero? E voi che facete ancora o presepio? Si capisce che faccio presepio, la tradizione è quella. E allora state inguaiate. O presepio lo fanno che le cinderelle terra a terra. E l'albero di Natale lo fanno scemo come buio. Oh papà, t'ha chiamato scemo! E già deve una coppa a casa mia, se no vi scasso il zampugnare in capo. A me? A te sì, o buoverei. E sta bene, sta bene. Carluccio, a casa, assù, andiamoci. Moncini a maga, as! Vattene, scemo, vattene. Però ricordate perché la caprica, l'albero di Natale lo fanno le signore. O presepio lo fanno il lavannare come buio. Salto buono, Susami! Ma muore subito tu a chi lo rocco con le patate. Ma che è stato? Che succede? E che da succedere? Chi le si è permesso di dire che per esempio fanno il lavannare? Sciupa la faccia soia. Ma chi? Chi lo rocco cosa ne dicono il padrone innamorato tu? E voi invece di parlare o matrimonio vi mettete a parlare o presepio? A me toccate tutto, ma non mi toccate presepio. Sarri capace e mi fa cidere. E io già rimane vecchia zitta per causa tua. Noi m'avvelena, mamma, m'avvelena. Vieni a ca, che ti avvelena. E parlaci un'altra volta, vi recombina con E calma. a tu vai a pigliare, chi le se ne sono giunte? No, no, noi stiamo qua! Cozzo sculava, io tenevo a rete e non me ne ero accorto. La ci trattenuti a mamma e a papà, e forse padrà sì! E falla tra sì, mannaccio matrimonio, mannaccio. Mamma e papà, trasite! Vogliamo cercare di riprendere con calma la nostra discussione? E ad essere un marito vostro che sa da calmare. Avete ragione, ma chi è il carattere che tengo, che posso fare? Appena uno mi contraddisce, diventa una bestia. E io quando sento una cosa che non va, diventa una pila elettrica. Ma con un po' di calma tutto si aggiusta. Certi, mi sono disoffesa. O marito vostro si è permesso di dire che per esempio fanno il lavannare. Invece vi posso dimostrare che è stata punna e munna. La cosa più caratteristica di Natale è stata sempre per esempio. Mamma, ma comincia un'altra E volta. fammi finire parlare. Io volevo dire che è stata sempre per esempio assieme all'albero di Natale. Ah, o vedete come siete convinti anche voi? Non ci sta niente da fare, è inutile. Oggi la cosa più diffusa e più signorile che c'è sta a Natale è solamente l'albero che è pallina. Nicolina, Nicolina! E fammi finire, ce l'ha accoppiato con la presepe, si capisce? Papà! Allora siamo d'accordo. Io acconsento a far sposare mia figlia con vostro figlio. A parola d'onore? Parola mia d'onore. Batate che avete giurato? E io mantengo il giuramento. Sta bene. Allora faccio dire l'ultima cosa. E dicite. O una c'è, l'albero di Natale è un cannone, o presepe è un bidone. Ah sì, e te! Ma no!
Ma ha scassato il sambugnaro in fronte! Mamma, che hai fatto? Beh, ce l'avevo promesso e ce l'ha già fatta. Portatemi all'ospedale, portatemi all'ospedale! Nicoli! Papà! Oggi per